Mario, siamo qua ad iniziare una nuova stagione in casa Mistral Carini dopo Sì, la cavalcata trionfale dell'anno scorso con la promozione in Serie B. Carini arriva in Serie B e lo fa dopo un lavoro estivo fatto bene. sì. Sì, dopo la promozione non ci siamo fermati di un secondo, si può dire. Abbiamo cercato di fare e allestire una delle migliori squadre, come si dice quest'oggi, per affrontare questo campionato di Serie B, un campionato che non conosciamo. Siamo stati invalidati un po' dal discorso dei formati e di poter prendere solo uno straniero, visto che noi l'anno scorso ci siamo avvalsi di molti profili stranieri e abbiamo cercato di fare un roster al meglio possibile per poter fare una stagione competitiva. Tra l'altro sembra che la musica non cambi. L'anno scorso il Mistral Carini era tra le favorite per vincere la C1, quest'anno ancora una volta viene accreditato dei favori al pronostico tra le squadre per fare un campionato protagonista, solo che quest'anno la posta sale. Certo, la posta sale, come dicevo poc'anzi, stiamo provando a fare una squadra, anzi abbiamo fatto una squadra che sulla carta sembra competitiva, parlerà il campo sicuramente e a darci ragione o torto. Si parte sabato contro il Città di Adrano, subito una trasferta impegnativa e anche abbastanza lunga da affrontare. Con quali propositi si avvicina la squadra a questi impegni? Allora, per fortuna non è così lontana la trasferta di sabato, però già avanza l'impegno e soprattutto nell'organizzazione per affrontare questa trasferta. La Figura. trasferta contro l'Adrano ci aspettiamo una trasferta impegnativa, giustamente, perché è una squadra che ha fatto ripescaggio e vorrà dire sicuramente la propria in questo campionato e non ci farà passare, diciamo, non venderà cara la pelle sicuramente.